Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo di quei gruppi misterici che governano il mondo. Perché in questi giorni ho fatto dei video sulla terra piatta, sui 3 giorni di, come si suol dire, di buio, su tante cose e mi sono arrivati dei messaggi di amicizie che mi seguono, di persone che sono magari capitate per sbaglio nel canale vostro Marietto Veneziano. Ricordo che Marietto in un anno, qualche giorno, perché io parto sempre il 22 novembre, anche se mi era scritto in giugno, ha fatto qualcosa come 1220, 1250 pillole. E ho parlato un po' di varie tematiche, ma chiaramente sempre legate al mondo dell'esoterismo. E noi partiamo dal presupposto che nei master, nell'università, ci viene detto tutto quello che vogliamo sapere della materia. No? E quando usciamo abbiamo copiato dentro il cervello tantissime informazioni, chi più memoria ha più sembra intelligente perché sfoggia delle belle frasi articolate, ricche di, come si suol dire, concetti e via dicendo, però magari non ha esperienza esoterica, non ha esperienza esoterica e quindi di conseguenza loro sono avanti 300 anni di esoteristi. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna sempre copiare dai migliori, come detto nella Bibbia. E vi faccio dei racconti per questi signori. Io nella vita ho insegnato gente che aveva 4 lauree, no? Eppure non ho mai fatto l'università, anzi ho fatto anche i lavori più umili, ma questo non vuol dire niente, no? Che uno abbia 5-6 lauree, il marietto è il marietto, no? Allora vi spiego un po' come gira questo mondo, questa palla rotonda, no? Per i terrapiattisti, invece per quegli altri che dicono che i cristiani sapevano già tutto. Allora, molto semplice, vi faccio 2 racconti tanto per riuscire a capire come sta girando questa palla bellissima. Non parlerò dei libri, parlerò solamente di due fatti accaduti al Marietto. Il primo, e l'ho già raccontati, ma per quelli nuovi che hanno raggiunto il Marietto ultimamente, così si rendono un po' conto, magari, che all'università non si spiega tutto. Uno di questi è successo più o meno 7-8 anni fa, anno più, anno meno, magari anche 9. A questo punto eravamo in un gruppo misterico di Telegram, un nostro sodale è partito con un circuito per la pace del mondo e è andato a metterlo sotto come si suol dire, un confessionale di una chiesa, basilica, qualcosa del genere. E non mi aveva detto, mi aveva solo portato la foto di questo confessionale e mi dice: Senti, controlla col pendolino a livello radiostesico come sono le frequenze lì. Non mi ha mai detto niente, mi ha detto, è partito, ha preso la foto, eravamo su Telegram, e ha preso la foto e 10.000 Bovis mi ha detto, ha preso una scossa tremenda al braccio, al gomito. A un certo punto io mi sono spaventato perché ho pensato, ma che caspita c'è lì sotto che non sapevo che c'era un circuito per la pace del mondo, no? Cosa caspita c'è lì sotto che a livello energetico è così sconvolgente? Perché questo posto era più o meno a 400-500 chilometri da casa mia e sentivo le vibrazioni tremende. E allora lui mi ha spiegato, guarda, ho preso la macchina, sono andato a 75 chilometri distante a casa mia, in questo confessionale dove passa una linea energetica di San Michele, tanto per dirne uno, e ho messo questo circuito della pace del mondo sotto confessionale. Poi io ero straniero perché dico, cavoli, se qui c'è passa l'energia del San Michele, se lui è andato a dare il circuito di nascosto sotto questo confessionale che lo alzeranno fra 3.000 anni, e sulla pace del mondo, è impossibile che Marietto si becca una beccata 220 volte nel braccio, no? Nel nostro gruppo c'è una bravissima esoterista, scusate, veggente, forse una delle migliori che ho incontrato, senza dubbio la migliore. E a un certo punto doveva arrivare nel gruppo, l'aspettiamo e senza dirgli niente, no, io non gli avevo detto che ho preso una botta elettrica nel gomito perché ero andato a vedere cosa c'era a livello vibrazionale. Questa signora gentilmente ci dice, guarda, sotto ci sono
perché gli avevamo spiegato che era un confessionale. Sotto ci sono dei cunicoli, delle segrete, e vedo un monaco che 300 anni fa ha messo una marchingegno, e lo ripeto, un marchingegno, per convertire le energie, perché lì sotto lei vedeva che passavano delle energie e le convertiva da negativo, cioè da positivo in negativo. Al che ci dice: guarda, non indaghiamo oltre perché quelli per noi sono troppo potenti e ci seguono via subito. Perché la cosa è morta lì. Allora, noi siamo qui a seguire gli angeli colorati, le canalizzazioni, le terre piatte, i prigioni di buio, le madonne a destra e a sinistra, e questi sono avanti 300 anni. Hanno marchingegni che noi li scopriremo fra 300 anni, quindi sono avanti 600 anni. E in più stanno mettendo questo marchingegno in una linea energetica, quella di San Michele, penso, dove tutti vanno a prendere le energie, quindi vanno tutti a prendere le energie congeste, pensando di andare a prendere le energie buone. Questo è il primo caso. Il secondo caso, io avevo 15 anni, l'ho già raccontato tante volte, ma lo racconto di nuovo, no? Devo fare una premessa. A 7 anni e mezzo, mio papà, quello vero, mi dice: guarda, io esco, viaggio. Io pensavo fosse ricco, lui era ricco, ricchissimo, no? Però lui viaggiava anche in astrale di notte, no? E a un certo punto io avevo 7 anni e mezzo, 7 anni, forse massimo 8, adesso non mi ricordo più, né più né meno. Ero incuriosito tantissimo, no, dal fatto che lui viaggiava di notte perché non ci credevo. No? Io pensavo di dormire come un sacco di patate. E gli dico: senti papà, voglio venire anch'io con te. E lui ogni tanto mi veniva a prendere e facevamo dei percorsi nei boschi, così che io non sapevo cosa stava facendo, ma in realtà mi stava come si dice, acculturando, mi stava insegnando certe cose. E mi dice: guarda, sai, non so se tu puoi venire con me, io vengo sempre a trovarti di notte, però non so se tu puoi venire con me perché io sono un terzo piano, no? E a livello generale la gente arriva solo al primo piano. Al secondo piano io riesco ad arrivare al terzo piano e generalmente resto lì. Però cercherò di venirti a prendere e ti porto sul terzo piano. Perché io vado sempre e lui mi diceva: io vado sempre a parlare col mio guru, il mio maestro, il mio santone, io non so come adesso. Morale della favola, ci tentiamo una volta e non riesce a prendermi. Tentiamo una seconda volta, arriviamo su al terzo piano, no? Io vedo tutto luminoso, ero piccolino, gli stavo con la manina così perché lui era un colosso. E arriva il suo maestro, dopo un certo punto, una notte del suo maestro, mi prende, io mi sono spaventato quando ho visto il suo maestro, perché è famosissimo in India questo signore qua. Però insomma io non avevo mai visto un tipo così, tutto vestito di arancione, che insomma io ero magrolino così, lui era una bestia in confronto a me, no? Però poi adesso nella realtà è un uomo minuto, ma in quel momento lì. E mi porta su al quinto. E praticamente mi porta via dove mio papà non riusciva ad andare, no? E a un certo punto mi fa vedere la vita di una persona, no? Che era molto dura, era molto, insomma, io ero piccolino, no? E vedevo che questo qui era, insomma, era un tipo che bisogna stare lontano. Io ero piccolino e pensavo, ma questo qui bisogna fermarlo. Io ho detto, questo maestro indiano, Sua Santità, la chiamano poi con il nome che ha. Questo mi guarda e mi dice: guarda che quello sei tu. Io sono rimasto spaventato. E poi, vabbè, la cosa finisce lì, torniamo giù e qualche settimana dopo incontro mio papà per strada, cioè ci eravamo dati appuntamento a 30 km distante, lo rincontro e lui si faceva i salti come un capriolo perché aveva generato un quinto piano, no? Il quinto piano era tutto contento a destra e a sinistra. Morale della favola, boh, poi la storia va avanti e via dicendo. Adesso passo 15 anni, passo 15 anni e cosa succede? Questo per farvi capire come sta andando questa bella palla di azzurra con tanta acqua e tanti 15 anni io avevo un amico, pensavo che era un amico, no? Ma in realtà era una persona con un bruttissimo karma, però in quel periodo lì pensavo che era un amico. Avevamo attivato una tenda canadese, che era mia,
e c'eravamo andati dentro ed eravamo praticamente a fianco di una casa in cui abitava una mia compagnetta di scuola. A un certo punto esce la compagnetta di scuola con una signora che faceva riunioni mistiche con, come si suol dire, con medium, no, mi dà una Coca-Cola, no, la dà solo a me, non al mio amichetto, no. Io la volevo condividere col mio amichetto, lui non voleva. A un certo punto io prendo questa Coca-Cola, schizzo fuori, io adesso la faccio corta la storia, schizzo fuori, dal corpo e arrivo sulla luna, no. Arrivo sulla luna, ero spaventatissimo perché pensavo di essere morto. E dicevo fra di me: "Ma adesso come faccio a tornare indietro? Il corpo là, giù sulla terra, qui sono sulla luna". A un certo punto chi mi arriva? Mi arriva quel santone che a 7 anni e mezzo, avevo visto al quinto piano che mi spiegava un po' questo signore cosa stava facendo, che poi mi diceva che ero io, no, io infatti dicevo: "Quello lì è tremendo, bisogna stargli lontano, bisogna fermarlo in ogni modo", no. Però vabbè, mio padre poi quando ero tornato giù mi aveva detto che è la vita che era così, no. Morale della favola, vedo questo santone sulla luna che cammina con me. Io allora lì mi son tranquillizzato perché ho pensato: se questo è esattamente quello che ho incontrato quan 7, 8 anni fa, no, sono sicuro anche se sono sulla luna, no. Però questo signore qui, mi guarda, parliamo in italiano, no, e vedo che sparisce dentro il manto lunare, no. Anche io dico: "Ma dov'è andato? Mi ha lasciato di nuovo solo". Ritorno fuori e mi riprende per la mano e andiamo su. A un certo punto mi dice di non spaventarmi per quello che avrei visto. Io ho cominciato a vedere prigioni, militari, insomma, gente che venivano torturate, ho cominciato a gridare e dirgli a questo santone di scappare che se ci prendevano lì era finita la cosa, no. Morale della favola, lui ci dice: "Guarda, noi siamo di altre vibrazioni, questi non ci possono toccare", via dice. Insomma, mi ha fatto fare un giro di questi lager, no, e sto parlando adesso ne ho 58, 40 anni fa, no, loro erano già sulla luna, sottoterra con tutti. Morale della favola, torniamo su, lui mi dice: "Guarda, hai visto quello che dovevi vedere", e io me ne vado. E lui se ne va, io resto sulla luna praticamente. Così ho pensato: quando torno indietro, se torno indietro farò un sacco di soldi perché scriverò un libro, no. Morale della favola, sento questo cavo d'argento che mi ritira dentro, ritorno nel mio corpo e trovo di nuovo il mio amichetto, la mia amichetta che era con me e sua mamma che mi chiedono subito, mhmm come cosa era successo, dove ero andato, cosa avevo visto. La prima cosa che io ho detto: "La Bibbia non dice niente di vero perché sulla Luna", cioè gli ho detto: "Voi non ci crederete a quello che ho visto, ma sono stato il primo essere umano a camminare sulla Luna", no, perché questi ascoltavano, soprattutto la mamma, ascoltava visto che lei faceva già riunioni medium e un giorno sarebbe poi diventata sindaco di quel paese lì, no, tra virgolette "l'amichetta che mi ha dato la Coca-Cola a 50 anni morti di ca". Comunque morale della favola, gli racconto cosa ho visto pensando che mi prendessero per pazzo, no. Poi smontiamo la tenda, corro a casa, chi ti incontro? Il capitano Charlie, no, e gli dico: "Senti, ma lei non ci crederà cosa ho visto". Il capitano Charlie mi guarda e mi dice: "Senti Marietta, io so che tu hai ragione, tu non sei il primo uomo a essere andato a piedi sulla Luna, no, però se vai in piazza a dirlo, no, ti prenderanno per pazzo. Quindi tu non dire niente, lascia stare". Poi sono andato a casa da mio papà a raccontargli tutto, ma sembrava che in quel girone, no, di miei amicizie fra mio padre adottivo e e il capitano cioè lo sapessero tutti, l'unico pirla era il Marietto che a 15 anni non sapevano che sulla Luna era già un campo militare dei Sarmadi, Quindi quando uno viene nel mio canale e incomincia a fare i copia e incolla mentali che gli hanno messo a scuola, all'università, i master di qua e di là, non si rende conto che gli altri, quelli che decidono cosa lui studia, no, cosa lui è permesso dire, cosa lui è permesso pensare, no, cioè si deve render conto che l'esperienza non si guadagna sui campi di scuola. Loro decidono quello che uno Stato può studiare o meno, no. Poi ho spiegato anche che questa fratellanza bianca ce l'ha a morte coi cabalisti. Io non è che sono vivo perché sono bello, bravo, intelligente, io sono vivo perché sono un cabalista, no, perché se no mi avrebbero già sepolto 20 volte.
Quindi a tutte quelle persone che vengono nel canale Maretto Veneziano e cominciano a, come si dire, non dico vomitare, ma a scrivere quello che hanno imparato a scuola, mentre ci sono i gruppi mistici che sono avanti 300 anni, non dico 1 anno o 2, 300, che decidono gli stati cosa possono leggere, studiare, cosa possono dire. Cioè noi siamo solamente, praticamente, se non siete dei, tra virgolette, "cabalisti" o dentro gruppi misterici di un certo livello, possiamo solamente dire quello che loro ci permettono di dire, non ci sono chance, no? E quella veggente che aveva visto come sarebbe andata a finire ci ha detto: "Fermiamoci subito perché questi qui son troppo forti per noi", e tutto il mondo va lì a prendere l'energia del San Michele, invece sta prendendo qualche cos'altro, capite che se non ci svegliamo, come diceva quel tale: "Pensare male si fa peccato, ma alla fine". Quindi cari miei, il vostro Marietto non è qui a perder tempo. Se vi dice la cosa, se volete, credere bene, se non volete credere amici come prima cambiate canale, che io non ho tempo da perdere con gente che mi vuol portare nell'età del Medioevo, mentre questi qui si stanno preparando il paradiso di Brissago, Okay, grazie cari amici di avermi ascoltato e alla prossima. Ciao.